L'ambito in cui noi operiamo è fondamentalmente quello dei sistemi di conversione energetica. Perché è importante parlare di questo? Perché diciamo che una delle sfide più grandi che la nostra società sta affrontando adesso è sicuramente quella relativa al sempre crescente fabbisogno energetico. Noi riteniamo come ricercatori, ma non solo noi, anche molte delle istituzioni internazionali che operano nell'ambito dell'energia ritengono che una delle soluzioni possibili per ovviare a questo problema sia quello di passare attraverso sistemi di cogenerazione diffusa che sfruttino fonti di energia rinnovabili, dove per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore in una sola operazione efficiente, e per diffusa si intende utilizzare impianti di piccola taglia, quindi non grossi impianti centralizzati che poi devono dispacciare o trasferire l'energia prodotta alle varie utenze finali, ma impianti localizzati direttamente sull'utenza finale, quindi ottimizzati per le loro esigenze e che sfruttino fonti di energia rinnovabili. Quello che noi andremo a presentare oggi è proprio una prima idea progettuale di un impianto che dovrebbe di cogenerazione di taglia micro, quindi ideale per le utenze domestiche, che dovrebbe cercare di appunto rispondere a questa esigenza che è sempre più sentita. La nostra idea è stata selezionata per il progetto FVG R2B e oggi siamo qui per presentarla davanti a un gruppo di persone che fanno parte anche del mondo imprenditoriale ed economico della nostra regione, in quanto crediamo in questo progetto e speriamo che sia possibile, insomma, reperire i fondi necessari per una realizzazione di un primo prototipo e quindi proseguire la strada che abbiamo incominciato con quest'idea. L'aspetto più critico di questo progetto è la ricerca dei componenti adatti a sviluppare le potenze in gioco, che sono molto piccole in relazione a quelle che si possono trovare nella produzione di energia su scala più industriale, e pertanto diciamo, ci siamo soffermati in particolare sulla scelta di un componente della macchina, che è l'espansore. Questo è un espansore di tipo scroll che consentirà di poter realizzare un ciclo ranking di piccolissima taglia adatto ad un'applicazione domestica in cui le potenze sono necessariamente molto contenute rispetto ai cicli ranking che vengono utilizzati nei grandi gruppi di produzione energetica a livello industriale. L'obiettivo è quello di ottenere una macchina che consenta la produzione simultanea di energia elettrica e termica in ciascuna abitazione, consentendo di raggiungere un'indipendenza energetica e sperabilmente un risparmio energetico considerevole nella bolletta dell'utente. Sto presentando due progetti che riguardano la massimizzazione del rendimento dei pannelli fotovoltaici. Uno in particolare riguarda sia la massimizzazione della produzione energetica fotovoltaica che l'efficienza energetica degli edifici. Dunque il primo progetto riguarda in particolare un sistema autonomo per automatizzare elementi di facciata a doppia pelle e per incrementare l'efficienza fotovoltaica in facciata. L'innovazione del sistema sta nel fatto che non utilizza nessun tipo di motore, nessuna alimentazione, nessuna fonte energetica esterna per il movimento, per il controllo del movimento. Sfrutta per il movimento e per il controllo l'espansione termica di alcuni materiali della stessa facciata, della stessa struttura della facciata, esposta diversamente, in modo diverso rispetto ai raggi del sole. Per dare un ordine di grandezza, le dilatazioni termiche, l'effetto della dilatazione termica dei materiali diciamo, dà delle dilatazioni molto piccole ma degli sforzi notevoli. Per questo si utilizzano anche in edilizia dei giunti di dilatazione. I vantaggi di questo sistema: per unità di superficie, diciamo dal punto di vista teorico, ma poi sono stati fatti anche dei test, in particolare è stato realizzato un prototipo testato per qualche giorno, si è visto che l'incremento di efficienza dei pannelli fotovoltaici montati in facciata è dell'ordine del 30-40% rispetto a pannelli fotovoltaici montati in verticale in posizione fissa in facciata. Ed inoltre questo sistema garantisce anche una certa ventilazione, l'incremento dell'ingresso di energia solare d'inverno per effetto serra. L'altro progetto è l'evoluzione del primo. È un sistema biassiale per l'inseguimento solare,
Anche questo sistema non utilizza nessuna fonte energetica esterna per il movimento, ma sfrutta unicamente l'espansione termica dei materiali della sua stessa struttura esposti diversamente rispetto ai raggi del Sole. Questo sistema è, diciamo, come il primo, sfrutta solamente il principio di alterazione termica dei materiali e l'incremento di efficienza rispetto alla posizione fissa del 30-40% ed in ogni caso uno dei vantaggi di questo sistema è principalmente l'affidabilità nel tempo. Orientatori di questo tipo sono molto più affidabili rispetto a quelli meccanici e i costi di produzione sono inferiori rispetto allo stato dell'arte, rispetto ai prodotti che sono attualmente sul mercato. Io e il mio gruppo ci occupiamo di sintesi organica, il nostro target è sintetizzare e disegnare nuove molecole fotosensibili, ovvero molecole che siano in grado di produrre un effetto terapeutico in seguito ad illuminamento con la luce. La luce può essere sia ad ampio spettro, tipo quella solare, sia artificiale. Questa tecnica può essere applicata sia contro batteri, sia contro funghi, sia contro virus, come anche contro le cellule tumorali. Quindi un ampio spettro d'azione con un'ampia ricaduta, dove ci si attende un'ampia ricaduta di mercato. Nel nostro ambito la minaccia del secolo è rappresentata dai batteri antibiotico resistenti. Quindi la ricerca di tecniche innovative che garantiscano meccanismi d'azione non di tipo antibiotico è il futuro in questo ambito, e questo tipo di ricerca ricade esattamente in questo tipo di approccio. Negli ultimi anni presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti, all'interno del gruppo di ricerca nel quale lavoro, abbiamo studiato la possibilità di applicare radiazioni elettromagnetiche di frequenza diversa, che possono andare dall'ultravioletto al visibile ma anche all'infrarosso, per stabilizzare prodotti alimentari e per modificarne anche le proprietà funzionali e le proprietà nutrizionali. In particolare attraverso questa tecnologia, che è una tecnologia a freddo, quindi che non richiede l'innalzamento di temperatura del prodotto, è possibile decontaminare, o quindi ottenere un'azione germicida con una riduzione della carica microbica importante, che consente quindi di prolungare la shelf life dei prodotti alimentari così trattati e addirittura in certi casi duplicarla. D'altra parte questa tecnologia consente, oltre proprio lo sfruttamento dell'azione germicida della componente ultravioletta, anche di modificare le proprietà funzionali esplicate da proteine. Quindi è possibile ottenere un'inattivazione enzimatica, è possibile modulare e controllare l'attività allergenica di proteine tipiche, insomma, dei prodotti alimentari, e anche modificarne la texture, quindi sviluppare proprietà, consistenza, schiume, emulsioni che altrimenti non potrebbero essere ottenute con le metodologie convenzionali. Dunque i settori nei quali questo tipo di innovazione tecnologica potrebbe rivestire un'importanza notevole sono tutti quei settori nei quali vengono processati, lavorati alimenti freschi, pronti per il consumo, che presentano quindi delle tipiche problematiche di carattere microbiologico, quindi di inquinamento superficiale del prodotto. Parallelamente possiamo poi pensare a delle applicazioni anche nel settore dello sviluppo di formulati, quindi di prodotti più o meno complessi, nei quali si vogliono proprio modificare le texture e le proprietà reologiche. Il progetto di ricerca di cui si parla è relativo all'applicazione dell'omogenizzazione ad alta pressione alla produzione di derivati di frutta
frutta fluidi da conservare a temperatura di refrigerazione. Come ben noto, questi prodotti, generalmente i prodotti che si trovano sul mercato, vengono trattati termicamente al fine di garantirne una sicurezza dal punto di vista della sicurezza alimentare. Tuttavia questi trattamenti termici, questo riscaldamento necessario a ridurre la carica microbica, spesso causano degli effetti indesiderati, quali per esempio cambiamenti di colore, formazione di off-flavor o distruzione di vitamine e altri componenti importanti in prodotti proprio soprattutto derivati dalla frutta. Ecco che quindi la ricerca che stiamo facendo sta tentando di andare a vedere l'applicabilità di tecnologie non termiche per la sanitizzazione, per la stabilizzazione e successiva miglioramento qualitativo di prodotti, di prodotti a base di frutta fluidi. L'omogenizzazione viene usata normalmente nell'industria alimentare, ma nel nostro caso arriviamo a pressioni molto elevate, che generalmente non vengono ancora applicate nell'industria alimentare, che hanno degli effetti abbastanza diversi dalle tecnologie classiche, come per esempio appunto la distruzione di parte della carica microbica, l'inattivazione degli enzimi presenti nella frutta fresca, e anche possono migliorare in qualche modo le caratteristiche qualitative in termini di colore e struttura del prodotto. Le ricadute di questo tipo di progetto potrebbero essere dal punto di vista industriale quello di proporre al consumatore prodotti che rispecchino di più le caratteristiche di freschezza e naturalità di prodotti che comunque sono prodotti industriali, quindi a riuscire ad offrire al consumatore un prodotto che è molto simile a quello che può produrre al momento grazie a casa durante la normale procedura di produzione di un frullato o di un succo di frutta, insomma. Il consumatore quindi potrebbe reperire sul mercato prodotti in qualche modo sicuri, al pari dei prodotti che sono già presenti sul mercato, ma al contempo con caratteristiche qualitative migliori.